2 giugno, festa della Repubblica. Patria e bandiera sono suggestioni che si fondono col buon governo dei territori e dei popoli. I valori vanno coniugati con l'efficienza e la strada per ottenere questo risultato in Veneto è stata individuata e votata. Si chiama autonomia. Una riforma che nel referendum consultivo del 2017 aveva visto Vicenza prima provincia veneta per affluenza e per voti favorevoli, con un plebiscitario 98,3% di sì. Eppure l'autonomia resta ancora una riforma incompiuta in questo 2 giugno in cui si celebra il referendum del 1946 in cui vinse l'idea di repubblica. Vinse la Repubblica, ossia vinse l'idea che dovesse essere il popolo a partecipare alla designazione dell'organo supremo. Vinse l'idea che dovesse essere il popolo il protagonista. Proprio perché il 2 giugno vinse quell'idea, ritengo che la maggiore autonomia richiesta proprio con un referendum del popolo veneto non si contrapponga affatto a quest'idea, ma sia figlia dello stesso spirito. Auspico dunque un Veneto più autonomo in una Repubblica forte e solida. Autonomia al Veneto in una Repubblica Italiana ugualmente solida. E questo è il principio che guida anche oggi i sindaci del Vicentino a rilanciare questa riforma, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, alla fine di una crisi lunga, una crisi economica, sociale, sanitaria. Sono sicura che se avessimo avuto l'autonomia, ogni amministratore che conosce bene il territorio avrebbe potuto dare molto di più ai cittadini. Sulla ripresa sicuramente avrebbe determinato, grazie all'autonomia, una ripresa economica più veloce, più celere, un'autogestione da parte del Veneto che ha sempre dimostrato anche in materia economica di avere una marcia in più rispetto ad altre zone d'Italia. L'autonomia sarebbe la chiave per snellire gli iter burocratici, per ridurre i tempi e per dare risposte più veloci ai cittadini. Ma perché l'autonomia sia efficace è necessaria una netta e chiara spartizione delle materie tra regioni e Stato. È giusto che ci sia un'autonomia, ma che sia ben definita, che sia definita nelle materie, che non siano materie concorrenti, ma che siano materie o esclusive dello Stato o esclusive delle regioni. Questa deve essere, secondo me, il traino, cioè il fondamento di questa riforma, che non è appunto ancora compiuta. Oggi, 2 giugno, i comuni rilanciano l'autonomia e non da domani. Serviva da ieri. E se avessimo l'autonomia, sono sicura che potremmo raggiungere dei grandi risultati.